Bella raga, ciao a tutti nel commentore veneziano, vai! Go Hide Eagles PSV ragazzi. Sinceramente mai sentiti questi, per cortesia ragazzi, portiamo a casa i 3 punti e cerchiamo di continuare questa mini striscia positiva. Perché dobbiamo recuperare il secondo posto, è chiaramente la nostra straportata. Il problema è che per il primo posto c'è l'Ajax buggato che le vince tutte, quindi per il primo posto è proprio impossibile ragazzi. Almeno per adesso. Siamo contro Lecce praticamente. Vai Fiori. Noi vogliamo 11 leoni. Per il momento teniamo la titolare, chiaramente non è che possiamo fare tanti cambi, la squadra è quello che è per il momento, occhio subito. Grandissimo porterone, inizio non proprio meraviglioso. Dai Fiori. Antonia, il piccolo Antonia. Portiere? Dormita clamorosa, 1-0 dopo 4 minuti. No, do not parole, do not parole. Bac. Il Bacca c'è. Ruiz. No, c'è. Ma subito, cazzo. Partita già handicap. Mandare per fare anche le cappelle. Che dormita della difesa. Oh! Cosa fa il portiere? Che cazzo fai, coglione? Che cazzo fai? No, non ho parole, ragazzi. Il don not parole è sempre più puro. Fuori gioco, meno male. Inizio da incubo, però con una squadra di... boh. Cosa ha fatto il portiere? Che cappelle, ragazzi. Che cappelle. Ruiz. Qua rischio l'esonero, perché se perdo con questi mi esonerano, ma è anche giusto. Williams. Guarda che pesanti che li sento durissimi. Tori sarà anche contenta, però io no sinceramente. Arias, Ocampos, Charles, Kovacic, Ruiz. Attenzione, vai Kova, vai Kova, vai Kova. Il Kova c'è. Il Kova. Non ci credo, me l'ha presa perfetta, né fallo né niente, vabbè. Tutti i fenomeni anche degli Eagles, di questa squadra di merda. Occhio. Per favore, dai ragazzi, vai, Blu Madonna. Non sono neanche capaci di giocare questi. Ah, guarda sti... No, mi sto incazzando. No, mi sto incazzando, ufficiale. Oh, Dio. Chiudo coglione quando sono ste robe, dai. Niente, la squadra sta giocando non male, di più. Cioè non riesco a prendere palla sti qua. Cioè ragazzi, ma se svegliamo chi cassi dei vostri... Stai calmo Kuma, stai calmo, non perdere la calma. Bello. Non poteva darla alta, no, raso terra. Il portiere oggi ha preso male. Vai il Depa. Vai il Depa si invola, il Depa si invola, il Depa si invola. Il Depa si invola, il Depa si invola. Prova il tiro oggi. Bello. Proprio un tiro degno di nota. Vai Charles. Niente ragazzi, l'Eagle fa quello che vuole. Il Barcellona ragazzi, il Barcellona olandese. Non riesco a fare un cazzo, ma perché? Ma perché succedono ste robe? Io non lo capisco. Sì, posso capire comunque contro una big, ma con questi qua. Ma vai a fare un salto in culo da quella figlia di puttana di tua madre. 1-0. 2-0 rigore. No, manco mal punizione, che culo. Scusate ragazzi, sono un po' aggressivo, però mi sto nervosendo perché giocare così male con una squadra così, i giocatori sono pesanti, non riesco a correre, non riesco a fare niente, mi girano un po' perché insomma, cioè, posso capire contro l'Ajax, contro le big, ma no, questi qua, cioè, non esiste. Ruiz di testa, pareggio! Pareggio beffardo, non meritiamo ma pareggio. Grande Ruiz, grande assist di
Dio Campos, mamma mia cosa ha fatto Campos. Mamma cosa ha fatto Oca. Mamma cosa ha fatto Oca. Adesso continuiamo e cerchiamo di portare a casa la vittoria, ragazzi, che ci stiamo giocando male. Giochiamo male, va male. Bravissimo, vai Ruiz. Vai l'1-2 micidiale. Vai l'1-2 micidiale. Tiro da fuori! Poteva essere l'1-2 micidiale di pallonetto, ma Ruiz ha sbagliato. Non ci voglio credere. Noi non ci crediamo. Ma è così, ragazzi. Purtroppo è così. Ma va a cagare. Vai, 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 sul secondo tempo. Poteva essere 2-1, Dio santissimo. Ruiz. Vai Ocampos. Sta giocando molto bene Ocampos. Bisogna pressare, ragazzi. Bisogna pressarli. Dobbiamo vincere contro questi. Per cortesia. Fanno quello che vogliono. Fanno quello che vogliono. Cioè non c'è niente da fare. Quando la squadra si decide di giocare di merda, poi ci riesce perfettamente. È una cosa che riesce molto bene ai miei ragazzi, purtroppo, del PSV. Occhio. Bravi. Non si tira là. Ecco, bravo. Non raso terra. Molto bene. Ruiz. Buono per il Bacca. Il Bacca. Vai Bacca. Vai Bacca. Prova un tiro impossibile il Bacca. Fuori di un niente. Fuori di un niente del Bacca. Io non ci credo. 57esimo. Manca poco. Kovacic. Vai Dipe. Vai Dipe. No, no, no. Dio Christiansen. Occhio. Bravo. Bravissimo, vai Ruiz. Che bello. Vai Kovacic, ti prego, non tradire. Che gol di Kovacic. Che gol di Kovacic. Che gol di Kovacic. 2-1. Ribotta completata. Grande rimonta. Grande rimonta. Grande rimonta. E godo. E godo. Mamma mia che soffio. Campos si stanca presto, però che cazzo. Vai. Ma era il posto proprio di Kovacic che è morto. Ishmark là. Ok, Ishmark. Grande 2-1. Tutti in difesa adesso. Ultra difensiva e vaffanculo. Ho paura, ragazzi. Io ho paura. Ma che gol del Kova. Mamma che gol del Kova. Mamma che gol del Kova. Adesso stiamo attenti però. Non è mai... Sì, però devi... No, io mi sono rotto i coglioni di sti arbitri olandesi di merda, cioè... Basta, basta. Siete delle pippe, non rompete i maroni. Per poco la prendevo. Buttala su. Vai Maer. Niente da fare. Bravissimo. Occhio. Bravissimo, dai. Vai il contropiedone. Vai il contropiedone, vai Charles. Bravissimo per il DP. Che sporo, che fallo però. Vai Park. Vai Park. Vai Central Park. Bellissimo per Maer. Maer! 3-1. 3-1. Grande PSV, grande PSV. Primo tempo disastroso, ma nella ripresa ho visto un PSV tonico e intraprendente. Park. Maer adesso è fuga. Buon 3-1. La squadra comincia a giocare, che purtroppo ne ho persi troppi all'inizio. Cioè, e forse l'Ajax
una vita più facile rispetto al Bayern. Comunque siamo in Germania, quindi ho potuto rimontare, ma la vedo un po' dura in Olanda con le squadre che ci sono. Il Bach. Poi comunque devo vincere tutte, sì, cioè vincere la Eredivisie la vedo già dura, però dobbiamo arrivare in Champions. Attenzione, niente da fare. Che brutto, vai portiere, ti prego. Bravo. Qua il Deep, però ma non mi sta piacendo. Cioè, è veloce, fa buone cose, però... boh. Fallo. Merda umana. Dai però, sono solo i coglioni, però. Ha morito. Vabbè, fare un salto alla tua madre che sei un mignottone obeso. Park. Niente, non c'erano dei nostri. Arias. Che casino, mamma che casino. Dai che è vinta però. Buona vittoria. Buon 3-1. Vai raga, andiamo contro Roda. Siamo a 10 punti dall'Ajax che è primo, noi siamo quarto posto. Vediamo di fare una bella prestazione, dai. Adesso rimettiamo Maher. Vai. Bella giornata da Eindhoven, ci voleva. Va, fallo. Niente, allora. Arbitri. Cioè, dovete fischiare qualcosa anche a me, ragazzi, perché vi spacco il culo, capito? Arbitri. Mamma mia, dopo ce lamentiamo degli arbitri italiani, verrà sti olandesi. Vai. Guarda, fuori gioco. Dai, Curto. Che bello, uno si chiama Curto. Jensen. Flederus. Occhio. Brutto rischio qua. Dai però, madonna. Perth. Jensen. Fallo per il PSV, già 11esimo, però siamo già all'11esimo, non va bene. Voglio già il 9-0 dopo 11 minuti, dai. Dai Fei, vai Dipe. Bravo. Molto bene per il Maher. Per il Maher che sbaglia. Dai, prendi la... Fallo, va. Va bene. L'errore. C'è l'1-0 e silenzio, come online. Quanto godo. 1-0. Grande Depa, grande. Manco male, almeno un po' di bava anche come indiana. Occhio, bravissimo. No. Ma stiamo... No, sono sincero ragazzi, cioè me ne vado dall'Olanda dopo un anno se continuano così. Se continuiamo così con gli arbitri me ne vado subito, perché mi sto rompendo i coglioni. Dai. Occhio. Occhio. Sofferenza infinita. Gol. Cosa mi ha parato il portiere? Bellissimo, passaggio di Ocampos fantasmagorico. Vai Bacca, perché me l'hai sbagliata? Che madonna, che passaggio di Ocampos, però che miracolo del portiere, onestamente, mi ha salvato il culo. No, qualcuno è morto forse in mezzo all'area. Dai, bravo Depa.
Dai, alzati però. Sto coglione, guarda che sta là così a toccarsi la gambetta. Cos'è Ocampo? Speriamo di no. Paura di sì, cazzo, è proprio lui. È proprio Lucas. Occhio. Dai, Charles. Vai, Maher. Bravo. Toc. Tira, tira. Fuori. Peccato. Anche però il PSV c'è. Il portiere che è uscito molto bene. Campos lo levo all'inizio, alla fine del primo tempo. Leviamo Campos. Beh, tu ti muovi. Occhio. Ah, Dio mio, che sofferenza. Aia, bravissimo. Tuton. Vai, Maer. Che cazzo? Chiaramente subito, appena tocco l'avversario fallo. No, io veramente... È un miracolo se non ho ancora bestemmiato in cecoslovacco, polacco, fiorentino, kosovaro, antico. Dai. Fine primo tempo un po' così, trovato il gol. Troppo di culo, bisogna essere sinceri, però il problema è che è una squadra un po' così. Ocampos è morto, molto bene. Kovacic si è giocato male. E mettiamo... ma sì. No, beh, aspettiamo, dai, non possiamo fare i coglioni così, cioè, dai. Un po' di serietà, Cube, dai. Non possiamo fare 3 cambi. Subito. Buono. Vai, Fioi. Bravissimo, vai Maer. Va di testa. Dai, dai, pressiamoli. Siamo solo 1-0. Merda. Bravo, no. No, madonna, manco, ma grazie che fuori gioco. Grazie che offside. Ringrazio tutti. Willem. Buttala su, buttala su. Mamma mia, che nervi. Ci svegliamo? Raga. Ragazzi. Bravi. Buttala su. Che bello, mamma mia, che prodezza. Vai Depa. Vai Depa. Vai Depa. Buttala per in mezzo. Nessuno dei nostri. Ah, che palle. Bello sto tiro, un tiro avvincente, un tiro emozionante, mamma. Madonna Maere. No, in realtà era meno distrutto. E la mettiamo qua, facciamo così, dai, licenza poetica, chi se ne frega, dai.
Certo che sti giovani di merda veramente si stancano con niente, sono proprio ridicoli. Vai Sharks, vai Sharks. Mettila bene di testa. Buona parata di Curto. Stiamo solo ultra difensivo adesso perché ho paura. Siamo solo 1-0. Guarda che errore che fa il portiere, però insieme alla difesa. Speriamo che per Ocampos non sia nulla di grave, Fioi. Mettila bene. Bravo, bravo, bravo. Fermiamoli subito, sti merdosi. Bella, vai Ruiz. Un po' più veloce nel passarla, però. Roba nostra, roba nostra. Bravo. Vai Ruiz. E niente, non vinco l'impallo neanche per sbaglio. Faccio che fatica a commentare perché sono concentratissimo su questa vittoria. Sto 1-0 mi spaventa perché sappiamo che dopo noi siamo coglioni, ma loro forse di più. Fuori gioco, fuori gioco. Per 2 minuti ragazzi, per un'altra vittoria pesante, veramente pesante. Speriamo di avere la chiamata di una nazionale, cazzo, me la meriterei anche onestamente. (1-0), buon risultato, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Siamo in lotta per andare in Champions, secondo posto. Chiaramente per il campionato è molto molto dura. Raga, un saluto dal Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.